Una grossa frana circa 2 anni fa in contrada Signora a Raffadali ha fatto crollare la strada che collega appunto Raffadali a Ioppolo Giancazio. A sollevare la questione un videodenuncia dell'associazione ambientalista Mare Amico. Oggi la situazione è andata degenerando e sta coinvolgendo anche il depuratore. Siamo a telefono col sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro. Sindaco, qual è la posizione dell'amministrazione comunale? Ha parlato con Girgenti Acque o con la protezione civile? Cosa pensate di fare? Guardi, lì c'è stato redatto 2 anni fa un progetto da parte della Protezione Civile. Io mi sto recando a Palermo, un appuntamento con il direttore regionale del Dipartimento Territorio e Ambiente per cercare di trovare una soluzione, anche perché mi risulta che sul dissesto idrogeologico le risorse finanziarie messe a disposizione da parte della Comunità Europea ci sono. Il progetto è stato redatto dalla Protezione Civile, quindi ha già immaginato un'urgenza di intervento per quell'area. Non capisco perché la Regione è ancora tardi ad intervenire. Io mi sto recando a Palermo, quando ritorno farò subito un'ordinanza in cui ordinerò a Girgenti Acque di mettere in sicurezza l'impianto, sapendo però sin da ora che è un problema molto più vasto che non interessa solo Girgenti Acque ma un'intera area che, se non si interviene subito, può mettere in difficoltà anche delle abitazioni che si trovano a monte l'impianto di depurazione. Lì è un'area in cui bisogna, secondo me, intervenire subito per evitare che la situazione degeneri. La situazione dunque è molto grave. Come mai secondo lei in questi 2 anni è stata un po' trascurata? Ma guardi, io ho visto che c'è un'ordinanza della precedente amministrazione e ho visto praticamente che la Protezione Civile ha riconosciuto l'urgenza dell'intervento, tanto da aver redatto un progetto, e non capisco perché poi non si è fatto il passo finale, che era quello di mettere a disposizione alla Protezione Civile le risorse finanziarie che servono. C'è un progetto di 1.900.000 euro circa. Spero oggi di avere qualche promessa da parte del settore regionale, perché altrimenti non so come intervenire o chi fare intervenire. Io ho letto in questi giorni che vi sono circa 112 milioni messi a disposizione della Comunità Europea che non sono stati spesi per il dissesto idrogeologico. Non capisco perché, essendoci le risorse, essendoci già i progetti cantierabili, non vengono messi in atto.